Continuano con entusiasmo i preparativi a San Pierniceto per la 28ª edizione dell'Infiorata del Corpus Domini, che si terrà sabato 21 e domenica 22 giugno. Questo evento speciale unisce arte, tradizione e spiritualità, celebrando la fede e la cultura locale in un'atmosfera unica e affascinante. In molti, anche giovanissimi, hanno accolto con entusiasmo l'invito della Proloco che cura l'iniziativa in collaborazione con l'amministrazione comunale e la locale parrocchia. Da diversi giorni si lavora per creare i meravigliosi quadri che verranno poi collocati sul corso principale del borgo e decorati con fiori di ogni genere. Il tema scelto per il 2025 è La pace è un fiore, pellegrini di speranza, un messaggio di speranza e unità che si riflette nelle creazioni floreali che adornano le vie del paese. A partire dalla sera di venerdì 20 giugno sarà possibile ammirare l'allestimento dei tappeti di fiori sul corso principale del paese, realizzati principalmente con garofani, petali, germogli, trucioli e sale colorato. L'Infiorata di San Pierniceto è un evento che si ripete ogni anno in occasione della festa del Corpus Domini. Questa tradizione, profondamente radicata nella comunità, rappresenta un'occasione speciale per esprimere la propria fede attraverso l'arte temporanea dei mosaici floreali, realizzati con grande passione e dedizione. L'inaugurazione dell'Infiorata avverrà sabato 21 giugno alle ore 20 e a seguire vari eventi animeranno la Notte dei Fiori, mentre domenica 22 giugno, al termine della Santa Messa delle ore 18, si terrà la processione eucaristica che attraverserà anche il tappeto floreale. Appuntamento con l'Infiorata a San Pierniceto sabato 21 e domenica 22 giugno. Un momento di grande partecipazione e spiritualità, dove arte e fede si uniscono in un abbraccio di colori e significati profondi. E ci siamo, mancano ormai pochi giorni per la nuova edizione dell'Infiorata di San Pierniceto e qui si continua a lavorare. Sì, si continua con passione e anche con la collaborazione dei giovani che per la prima volta si sono cimentati nell'allestimento dei tappeti artistici e vedo con piacere, con gioia che ci sono riusciti, ci stanno riuscendo veramente bene, ci mettono tantissima passione. L'appuntamento è per sabato e domenica 21 e 22 giugno. 21 e 22 giugno, anche se si comincerà il 20 con l'allestimento dei tappeti floreali che circonderanno appunto i quadri fatti con le sabbioline colorate. Un'infiorata particolare, intanto per la sua lunghezza. Sì, è molto lunga, quella artistica è circa 300 metri, proprio la principale, però poi ricopre quasi tutto il paese perché i vari rioni continuano a fare spontaneamente con materiali più semplici, magari fiori che si raccolgono nel nostro territorio, le erbe aromatiche, profumate, come si faceva anticamente. Domenica poi ci sarà il passaggio della processione proprio sul tappeto di fiori. Sì, il prete passerà come ogni anno sul tappeto di fiori, però starà così attento, ha una cura particolare nel passare sul tappeto che resterà intatto dopo il suo passaggio. È un'occasione per visitare il borgo di San Pierniceto. Sì, verranno tanti turisti, tante gite organizzate per visitare questo piccolo borgo e per noi è un orgoglio questo. A che punto siamo? Vediamo che qualcuno sta lavorando qui nella sala consigliare. Sì, ci siamo divisi un po' quest'anno nella sala consigliare, in un locale della parrocchia che il prete, anzi colgo l'occasione per ringraziarlo, ci ha dato a disposizione, e anche nei locali della sala musica dove originariamente si tenevano le prove della banda. Ogni anno l'Infiorata ha un tema diverso. Sì, quest'anno è dedicata al Giubileo, perché è l'anno del Giubileo, e alla pace, al Giubileo. E quest'anno appunto il tema è il Giubileo. Io ho scelto l'immagine di Papa Francesco che apre appunto la porta del Giubileo, la Porta Santa. Ci mostra il suo lavoro?
Sì, ancora naturalmente non è terminato, infatti si vedranno degli aloni bianchi che c'è la golla, perché giustamente usiamo delle graniglie e così se non mettiamo della golla per fissare poi si rischia di rovinare il lavoro. Perciò in primis coloriamo queste graniglie, ci orientiamo con l'immagine che abbiamo scelto, dopodiché che abbiamo fatto i colori cercando di farle più simili all'immagine che abbiamo scelto, di solito ci riusciamo, ringraziando a Dio, e poi iniziamo con tanta pazienza a fare questi pannelli che sono di varie misure abbastanza grandi, che poi verranno decorati con i fiori e verranno messi alcuni lungo la strada. Il mio, se tutto va bene, vicino alla chiesa, perché io sempre là lo metto, che è la chiesa madre principale appunto del Corpus Domini, e mi piace che ci sia qualcosa lì, e perciò ora avrò ancora un bel po' di lavoro da fare, sperando di finire entro i termini. C'è tanto lavoro dietro. Tantissimo, tantissimo, noi ci mettiamo pure la sera, giustamente ognuno in base al tempo che ha a disposizione cerca di essere presente il più possibile per riuscire nei tempi prestabiliti di fare l'infiorata, che come ogni anno risulta sempre bella da visitare e da vedere. Giuseppe, tu hai accettato l'invito della Proloco ed è il primo anno che partecipi all'infiorata? Sì, per me è stato un piacere accettare questo invito e mi ha reso onore realizzare questo quadro, e sono molto contento che mi è riuscito abbastanza bene e non me l'aspettavo. Parlaci un po' del tuo lavoro, cosa hai realizzato? Allora, ho realizzato un quadro che raffigura la moltiplicazione del pane e dei pesci, e infatti appunto il titolo di questo quadro sarà La moltiplicazione del pane e dei pesci. È stato fatto con colori molto accesi, ecco, con l'oro, l'azzurro e il bianco, che rappresenta un momento molto religioso, ecco. Hai già terminato? Sì, per fortuna ho terminato, il lavoro è durato una settimana, mattina, pomeriggio e notte. Adesso l'obiettivo è quello di far ammirare il tuo lavoro nelle giornate dell'infiorata. Sì, esatto, l'obiettivo sarà proprio appunto quello, e di abbellirlo ancora di più con il tappeto floreale attorno. Mi chiamo Antonio Catanese e ho 11 anni. Questo quadro rappresenta la mascotte dell'infiorata, del Giubileo. Ma quanto tempo ci avete impiegato? Un pochino di giorni, sui 3-4 giorni. Io sono Samuele Battaglia e ho 11 anni. Hai partecipato alla realizzazione di questo quadro, quindi anche tu? Sì, questa è la mascotte che si chiama Luce e la mascotte del Giubileo. Ma come è stata realizzata? È stata realizzata con la sabbia colorata e ci abbiamo messo un pochettino, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Matteo Anastasi e ho 10 anni. Mi chiamo Maria Luisa Certo e ho 11 anni. Io ho aiutato per lo più a fare i bordi, anche un po' per le sfumature, e ci abbiamo messo un po' di giorni per rappresentare questo bellissimo quadro, però sono molto fiera del nostro lavoro. Parteciperete poi anche alla realizzazione del tappeto floreale? Sì. Questo è stato realizzato da lei? Sì, mi chiamo Eleonora Magazzù e quest'anno mi sono cimentata in un astratto, un disegno un po' più stilizzato, che rappresenta appunto la Madonna col bambino, dai colori più vivaci, ecco, rispetto agli altri anni, linee più nette, più dritte. I materiali sono sempre gli stessi, quelli utilizzati? Gli stessi, sì, delle sabbioline che poi coloriamo avvicinandoci, ecco, al disegno che abbiamo da guida. Però ecco, volevo sottolineare il fatto che l'infiorata non è solo appunto quadri, ma è anche un momento di integrazione, fa comunità e solidarietà, ecco, si collabora tutti per raggiungere un finale, ecco, che poi dovrà allietare chi verrà appunto a vederci, a visitare questa bella infiorata. Un'infiorata realizzata e organizzata quest'anno dalla Proloco, le ha accettato l'invito di partecipare? Certo, sì, infatti ringrazio appunto tutti quanti e coloro che mi hanno dato questa possibilità di partecipare.
Hai accettato l'invito della Proloco per partecipare a questa edizione dell'Infiorata? Sì, ho accettato l'invito della Proloco anche perché sin da bambina ho sempre partecipato a questa manifestazione, solo che quest'anno ho iniziato con una nuova tecnica, quella della graniglia, perché in realtà gli altri anni non avevo mai provato questa tipologia di arte, però grazie all'aiuto dei colleghi e di tutti i partecipanti sono riuscita a capire bene quale fosse il modo ideale per arrivare alla gradazione di colore giusta. Questo è il mio lavoro. Ancora manca l'ultima parte, quella della strada e del calice. Quindi avremo la possibilità di ammirare la tua opera in occasione dell'Infiorata. Esatto, in occasione dell'Infiorata che si terrà a San Pierniceto il 21 e il 22 giugno. Quanto tempo ci stai impiegando per realizzare quest'opera? Già sono passate 2 settimane, quindi in realtà abbastanza. Poi per essere la prima esperienza devo dire che sto cercando di fare tutto nella maniera più lenta possibile proprio per avere più attenzione dei dettagli ed evitare quindi sbavature o altri errori. Parteciperai poi anche alla realizzazione del tappeto di fiori? Sì, parteciperò anche alla realizzazione di questo tappeto perché tutti questi quadri verranno applicati su dei tappeti appositi e tra l'altro sto chiedendo anche aiuto alle mie amiche che comunque si presteranno insieme a me nella realizzazione di questo tappeto perché è molto lungo, quindi spero che venga bene. Sto realizzando Papa Leone XIV. Quest'anno l'Infiorata è dedicata al Giubileo e quindi abbiamo scelto di fare i 2 papi, quello che ha indetto il Giubileo che è Papa Francesco e questo il nuovo Papa eletto e quindi verrà messo lungo il percorso. Vediamo che lei si avvale semplicemente della fotografia dal telefonino, guarda la foto e poi realizza questo disegno. Sì, in effetti dobbiamo cercare di fare più assomigliante possibile alla persona. Qual è la parte più difficile? Sono gli occhi e l'espressione del viso, perché poi lo sfondo è a piacere, cioè come ti piace. Quest'anno abbiamo deciso un po' tutti di fare questi colori vivi per fare uno sfondo e così poi risalta meglio, è più colorato, poi insieme ai fiori e tutti i tappeti verrà valorizzato di più. È riuscita a fare anche le rughe? Sì, perché non posso fare una persona giovane, devo fare comunque una persona di quasi 70 anni, quindi il viso deve essere equivalente per quanto riguarda l'età del personaggio. Come hai imparato? No, io è da quando abbiamo iniziato a fare questa Infiorata, si partiva con materiali molto poveri e piano piano con la nostra volontà di apprendere, di migliorare negli anni, siamo arrivati a questo livello, che è un certo livello. E questo è il quadro che hai realizzato tu? Sì, questo è il mio quadro, l'ho finito da poco, diciamo da ieri sera. È il viaggio dei pellegrini della speranza, visto che il tema è il Giubileo e quindi abbiamo realizzato questi quadri, quest'anno molto innovativi, molto colorati e spero che tutta la gente viene a vederci perché quest'anno vedrà qualcosa di nuovo, qualcosa di speciale e quindi li aspettiamo. C'è tanto lavoro dietro. C'è tantissimo lavoro dietro, una lascia magari pure anche i suoi impegni per realizzare questi quadri, per finire in tempo, entro i tempi prestabiliti, perché ci sono tanti materiali anche da preparare per i tappeti che poi andranno realizzati attorno a questi quadri e quindi si dovranno preparare tipo la segatura colorata, il riso colorato, quindi tutti questi materiali che richiedono anche tempo e dobbiamo preparare affinché venga un'infiorata speciale, particolare
lavorare come tutti gli anni. Quindi si continuerà a lavorare ancora tra qualche giorno per realizzare il tappeto di fiori? Continuerà fra qualche giorno a lavorare, a preparare tutti questi materiali affinché entro il giorno 20 possiamo iniziare tutti i lavori e il giorno 21 possiamo aprire questa infiorata che verranno a vedere, spero, molte persone. E questo è il quadro che avete realizzato voi? Sì, sì. Ma è la prima volta che partecipate all'infiorata? Sì, quest'anno è la prima volta per tutti e tre. Come possiamo vedere abbiamo realizzato una scritta abbastanza simbolica, la pace è un fiore fragile che sta a simboleggiare la delicatezza della pace, diciamo. Vediamo che avete utilizzato una tecnica particolare. Sì, grazie all'aiuto del cucchiaino abbiamo realizzato queste piccole onde per far sembrare il quadro in movimento. È stato difficile? Un po', perché a volte col cucchiaino cadeva un po' di granelli di sabbia in più. Il risultato finale com'è? Diciamo il risultato finale ci ha soddisfatti a tutte e tre che l'abbiamo fatto, è stato abbastanza bello. Quanti giorni ci avete impiegato? Allora, noi siamo stati abbastanza veloci perché diciamo il quadro in sé è molto semplice, infatti abbiamo impiegato soltanto 3 giorni per farlo, però abbiamo lavorato mattina, pomeriggio e a volte anche la sera. Invitiamo tutti all'infiorata adesso? Sì, sì. Il 21 e il 22 giugno qua a San Pierniceto. Diciamo che sono cresciuta io con l'infiorata. Quest'anno ho fatto un'icona che Carlo Acutis rappresenta. Che tecniche hai utilizzato e quali materiali? Abbiamo utilizzato graniglia di marmo, come tutte le icone abbiamo usato questo materiale e la tecnica diciamo che è molto libera e personale. Hai terminato l'opera? Sì, l'ho terminata ieri e ci ho messo più o meno 10 giorni. Una bella iniziativa quella dell'infiorata. Sì, sì, speriamo che continuerà negli anni, ecco, che i ragazzi di oggi continueranno questa iniziativa.